Germania ha perso la vita nello scontro frontale tra la sua auto e un camion. L'incidente questa mattina allo svincolo tra Campagna Lupi e Campo Nogara lungo la Romea. Boom del turismo sulla costa veneziana, diversi indicatori delle presenze sono già sopra i dati del 2019, l'ultima estate prima del Covid, massiccia presenza dalla Mitteleuropa, soprattutto dalla Germania. Affidare la gestione del capannone di Porto Marghera ad un soggetto che associ sindacati e amministrazione comunale. Dopo l'incontro di oggi, sindaco, CGIL, CISL e UIL più vicini all'accordo. Il divieto di attracco a Pellestrina imposto dal Comune affonda la stagione dei lancioni del Gran Turismo. Cancellate tutte le prenotazioni per i mesi estivi, l'allarme degli operatori. La carenza di medici e le liste d'attesa preoccupano anche la sanità del Veneto orientale. L'azienda sanitaria è impegnata a mettere in atto le contromisure necessarie a limitare i disagi. L'Università Ca' Foscari ha deliberato l'acquisto della sede della Fondazione di Venezia a Palazzo Rionovo per quasi 16 milioni di euro. Sarà destinato alle attività dell'area umanistica dell'Ateneo. Grande spettacolo a Jesolo per l'11ª edizione della mezza maratona al Chiaro di Luna. 5.600 atleti provenienti da 32 nazioni hanno preso parte alle 3 gare della manifestazione. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Apriamo, lo avete sentito dai titoli, con la cronaca e con lo schianto registrato questa mattina all'alba lungo la Romea tra un'auto e un mezzo pesante. A perdere la vita un 25enne di Mira alla guida dell'automobile. Un 25enne di Mira, Giacomo Zandron, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 7 di giovedì mattina lungo la statale Romea. Lo scontro frontale tra l'automobile del giovane che si stava recando al lavoro e un camion è avvenuto tra lo svincolo di Campagna Lupi e Campo Nogara. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del SUEM, ma nonostante i soccorsi, i sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del giovane automobilista. Contemporaneamente erano intervenuti anche i vigili del fuoco in arrivo da Mira, che avevano messo in sicurezza i mezzi ed estratto l'automobilista. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Chioggia, che hanno gestito i pesanti disagi per il traffico. La Romea è rimasta infatti paralizzata per tutta la mattina, con code in direzione Chioggia e Mestre. Dopo un senso unico alternato istituito verso mezzogiorno, infatti, la strada è stata riaperta completamente al traffico solo dopo le 13. Boom di turisti sulle spiagge venete in questo avvio di stagione. Tornano gli stranieri soprattutto dalla Germania. Abbiamo degli indicatori che sono in alcuni casi addirittura al di sopra del 2019, quindi siamo fiduciosi e siamo convinti che anche quest'anno la Costa Veneta sarà premiata come primo tematismo balneare a livello nazionale. La stagione turistica sul litorale veneto è partita alla grande, merito anche della sinergia tra politica, privati e imprenditori del mare, che dopo lo stop per la pandemia stanno confermando la tendenza della stagione scorsa, dell'estate 2021, quando, nonostante le limitazioni sanitarie, gli italiani hanno riscoperto le bellezze del nord-est, ma in queste settimane è boom di stranieri, in particolare di quelli di lingua tedesca. Ma abbiamo già una massiccia presenza proprio in questi giorni anche dai mercati di lingua tedesca e quindi dai mercati di prossimità, Svizzera, Austria, Germania. Gli stranieri tornano prepotentemente sulla costa, gli aeroporti hanno ripreso a lavorare in maniera importante, quindi siamo assolutamente fiduciosi che alla fine della stagione i numeri dimostreranno che siamo tornati a quella che era la situazione pre-Covid. Per quanto riguarda invece le concessioni balneari, quelle che dovranno essere messe a disposizione di tutti con un bando, in Veneto c'è stata una reazione diversa da altre regioni. Le uniche concessioni demaniali che non andranno a gara, infatti, si trovano proprio in Veneto, unica regione d'Italia che ha una legge regionale specifica. Unica in Italia ad avere una legge regionale che prevede la possibilità di rilasciare dei titoli concessori proprio con questi progetti di utilità, di partenariato pubblico-privato di cui tanto si parla. È bene che il governo riconosca che quello che è stato fatto fin qui è stato fatto dai privati e quindi questi sforzi devono essere riconosciuti, devono essere tutelati nell'affrontare i prossimi percorsi di evidenza pubblica. Affidare
la gestione e la valorizzazione del capannone di Porto Marghera ad un soggetto che associ organizzazioni sindacali e amministrazione comunale, preservandone la funzione storica. È l'ipotesi di accordo raggiunta questa mattina durante l'incontro tra Comune di Venezia, CGIL, CISL e UIL. All'incontro erano presenti il sindaco e i segretari generali dei sindacati. I sindacati formalizzeranno una proposta scritta di protocollo che definisca ruoli, compiti e gestione futura del capannone e nei prossimi giorni si aprirà un tavolo tecnico specifico per concludere l'intesa. Da più di un mese il capannone è occupato dai lavoratori in attesa che se ne chiarisca il futuro dopo la vendita dall'ENI al Comune. E adesso il divieto di attracco imposto dal Comune di Venezia ai lancioni turistici che non possono più attraccare a Pellestrina fa affondare la stagione turistica, l'allarme degli operatori. Tutte le prenotazioni turistiche provenienti da Chioggia su mezzi e lancioni Gran Turismo sono state cancellate, azzerate con un colpo di spugna senza precedenti. Così adesso in isola si può arrivare solo con i mezzi pubblici a CTV. Il Comune di Venezia ha infatti fatto divieto a tutte le compagnie private, taxi e lancioni Gran Turismo, anche per le compagnie provviste di regolare licenza e autorizzazione di attracco in isola, di arrivare a Pellestrina, e questo fa temere un duro colpo basso per il turismo. Purtroppo da quando è entrata in vigore l'ordinanza che vieta l'attracco di motoscafi Gran Turismo e di taxi a Pellestrina non abbiamo più avuto nessun riscontro dal Comune di Venezia. Abbiamo dovuto per cui annullare tutte le prenotazioni che avevamo già in essere e naturalmente non prendere nuove prenotazioni. Ormai siamo a metà giugno e vediamo fortemente compromessa la seconda parte della stagione. Speriamo che magari all'ultimo momento la situazione si risolva. Una soluzione drastica presa, si dice, per cercare di contenere il più possibile l'assalto dei turisti in bicicletta, soprattutto nei fine settimana. Ma così viene impedito lo sbarco anche dei turisti a piedi e gli operatori sono fortemente preoccupati. Pellestrina, bella domanda Pellestrina. Da quest'anno hanno interdetto lo sbarco a Pellestrina di tutti i lancioni e NCC. Dopo 20 anni di servizio per l'isola, squadre di calcio, ristoranti, scuole, gite, non ci fanno più sbarcare a Pellestrina, sia che in noleggio, sia con il trasporto bici, sia che a piedi. È un peccato perché dopo 20 anni che si lavorava con l'isola, fra Chioggia a Pellestrina o Pellestrina a Chioggia, siamo obbligati a non farlo più. Questo ci dispiace, con la nuova ordinanza speriamo che qualcuno si metti la mano nel cuore e cambi questa ordinanza perché non possiamo più lavorare. Ormai la stagione è interdetta, siamo alle porte fra poco e non sappiamo cosa fare. Ci dispiace. L'Università Ca' Foscari ha deliberato l'acquisto della sede della Fondazione di Venezia a Palazzo Rionovo. La proposta è stata formulata per un valore di 15,9 milioni di euro sulla base della perizia di valutazione espressa dall'Agenzia del Demanio. Palazzo Rionovo sarà destinato principalmente all'attività dell'area umanistica dell'Ateneo, presumibilmente a partire dall'anno accademico 2023-2024. La Fondazione di Venezia si trasferisce in un'importante porzione di Palazzo Flangini sul Canal Grande, recentemente acquistata per 4,7 milioni di euro. A breve saranno avviati i lavori di adeguamento della struttura. La carenza di medici e liste d'attesa preoccupa anche la sanità del Veneto orientale. L'azienda sanitaria è impegnata a mettere in atto le contromisure necessarie per limitare i disagi. Sia la situazione delle liste d'attesa che quella della medicina generale hanno un denominatore comune: la carenza di medici professionisti e personale sanitario a causa di una programmazione universitaria inadeguata rispetto ai fabbisogni. Questa è la lettura dell'ULSS 4 per un problema nazionale che si avverte anche nel Veneto orientale, a partire dalla carenza di medici di medicina generale. In questo momento sono 125, abbiamo avuto un calo, erano circa 140 un paio di anni fa ed è questo il motivo per cui si sono dovute trovare delle soluzioni alternative. La media potrebbe sembrare adeguata, sono circa 1500 pazienti per medico, in realtà non sono distribuiti in modo equo proprio perché l'allocazione dei medici nei diversi paesi, nelle diverse città non è equilibrata e questo dipende anche principalmente dalle scelte dei medici. Nel Veneto orientale le zone carenti per un assetto ideale sono 44, ma 15 medici in più sarebbero sufficienti per garantire una copertura assistenziale adeguata.
Tuttavia, secondo l'azienda sanitaria, nessun assistito è privo di un medico di famiglia. L'ULSS sta inoltre intervenendo con una serie di contromisure. Incrementare i massimali, di aprire nuovi ambulatori, di creare le condizioni organizzative anche attraverso le forme associative, che significa medici che lavorano in gruppo con il supporto di amministrativi e anche di altro personale sanitario. Questa è la risposta che per i prossimi anni può far sì che l'utenza trovi quell'assistenza. Altro tema aperto è quello delle liste d'attesa, per le quali sono stati istituiti un tavolo di monitoraggio e un tavolo tecnico per la gestione, a cui partecipano tutti i soggetti coinvolti. Abbiamo una produzione di oltre 1 milione di prestazioni tra ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, quindi cerchiamo di dare una risposta il più significativa possibile. Siamo consapevoli che in alcune aree, in alcune situazioni ci possono essere delle difficoltà. L'impegno di tutti i nostri sanitari, di tutte le nostre strutture è quello di risolverli, di prenderli in carico, di non far mai sentire la popolazione sola ed abbandonata. 10 località del litorale veneto si uniscono per scommettere sullo sviluppo rispettoso dell'ambiente. Eraclea vede per ora 600.000 turisti all'anno, generalmente come abitanti siamo sui 12.000. 10 località del litorale che d'estate moltiplicano a dismisura i propri abitanti e 10 progetti per un futuro verde, sostenibile, rispettoso dell'ambiente. La sfida è lanciata, si chiama Summit del Mare. Ogni sindaco lancia la sua proposta verde e i cittadini la giudicano. Un voto da 1 a 10 dal 28 giugno a fine settembre, poi le premiazioni ufficiali. Le 10 progettualità dei comuni verranno votate dalle comunità, quindi residenti e ospiti, attraverso un sondaggio sul sito della conferenza dei sindaci che promozioneremo nei prossimi giorni. La votazione si aprirà il giorno 29 di giugno, si chiuderà il 30 di settembre e avremo disponibili da 1 a 10, quindi ogni progetto potrà ricevere 1 o più voti, ovviamente votate. Venezia punta sugli autobus elettrici a carica rapida e alla ciclabile dal Lido a Pellestrina. Sottomarina farà una notte verde per unire la spiaggia alla città e alle nuove tecnologie. Rosolina, una gara podistica non competitiva di 4,5 km serale con tappe di educazione ambientale e informazioni sulla raccolta rifiuti. Tendiamo ad andare a valorizzare una pineta che abbiamo, che è il nostro grande patrimonio, un polmone verde importante, ma anche dal punto di vista sportivo, e una maggiore sensibilizzazione sul tema dell'abbandono dei rifiuti. Infatti abbiamo fatto una scelta un po' coraggiosa di togliere tutti i cestini riqualificando i sentieri. La mattinata di sabato 9 luglio, dove tutti gli amministratori insieme ai volontari andranno a fare una pulizia dello scanno, ma da quel momento sino al termine della stagione estiva verrà consegnato un conetto ai bagnanti che sarà naturalmente biodegradabile e che avrà la funzione di raccogliere i piccoli rifiuti. Tutti progetti legati tra loro, finanziati dalle singole amministrazioni, ma con una campagna di informazione pagata dalla Regione. La politica con l'esito delle amministrative di domenica scorsa, un'elezione plebiscitaria a Santa Maria di Sala per Natascia Rocchi, già assessore al sociale con il precedente sindaco Nicola Fragomeni. Tra le questioni all'ordine del giorno la vertenza Speedline. Non mi aspettavo un risultato così eclatante, però ne sono molto orgogliosa, soprattutto per i componenti delle 4 liste che mi hanno sostenuta. Sfiora il 70% il consenso che la candidatura a sindaco di Natascia Rocchi di Coraggio Italia ha ottenuto a Santa Maria di Sala. Un mandato amplissimo, nonostante l'assenza della Lega nella coalizione di centrodestra e in continuità con l'amministrazione di Nicola Fragomeni, di cui Rocchi è stata assessore ai servizi sociali, un ruolo di cui rivendica i risultati. Accompagnare i cittadini più fragili verso alcune competenze, valorizzando alcune competenze che loro avevano e quindi accompagnandoli proprio alla ricerca di un posto di lavoro che spesso è stato anche trovato, oppure anche facendoli partecipare a dei progetti sociali, e anche questi ben partecipati, che hanno veramente portato le persone ad avere un
un ruolo nella nostra comunità e ad avere al tempo stesso delle gratificazioni per loro. Sul fronte lavorativo gli occhi sono puntati anche sulla vertenza Speedline. Al Mise la proprietà si è impegnata a cercare un nuovo investitore che salvi produzione e occupazione. In ballo ci sono centinaia di posti di lavoro. I rapporti col Ministero li ha tenuti sempre il sindaco Fragomeni e che anche ultimamente ci sono degli spiragli che fanno pensare ad una soluzione positiva. Poi io me lo auguro di cuore e comunque siamo solidali con tutte le famiglie che se ci dovessero essere delle difficoltà saremo con loro. A pochi giorni dall'elezione, la nuova sindaca di Santa Maria di Sala è già pronta a mettersi al lavoro. I primi impegni saranno fare una verifica dei plessi scolastici perché settembre arriva velocemente e quindi dovremmo partire per quanto riguarda la scuola con il piede giusto. Con quasi 9 punti percentuali di vantaggio sulla sfidante, Salzano ha riconfermato il sindaco Luciano Betteto. Un secondo mandato, ha detto il sindaco, che sarà utilizzato per completare i tanti progetti in paese. Ce l'aspettavamo perché abbiamo lavorato bene per il paese e tutti quanti ci dicevano: sindaco, stai tranquillo, ti voteremo ancora noi. Ma il risultato ha dato veramente un effetto importante alla nostra vittoria, cioè siamo passati da un 32% che avevamo la prima volta 5 anni fa a un 54% di preferenze. È un mandato netto quello che i cittadini di Salzano hanno conferito al sindaco uscente Luciano Betteto per un secondo mandato. Altri 5 anni alla guida del comune, a capo di una coalizione di centrodestra, per proseguire quella che il primo cittadino ha definito la politica del fare con poche parole e a testa bassa. Abbiamo fatto un sacco di cose, ma soprattutto io tendo a dire le opere le vedono tutti, quindi i risultati che abbiamo fatto, abbiamo ottenuto un sacco di contributi a livello nazionale, quindi abbiamo potuto fare tantissimo per il nostro paese. Ma adesso con PNRR e tutto il resto è un qualcosa che andrà a riempire tutto quello che è mancato prima. Però soprattutto l'ascolto verso la gente, ascoltare la gente, i bisogni delle famiglie, essere vicini a quelli che hanno veramente tante problematiche è stata la prima cosa importante che abbiamo fatto. Il sindaco è di tutti, sostiene Betteto, e deve essere a disposizione dei suoi concittadini 24 ore al giorno. Proprio questa propensione al dialogo e all'ascolto è stata alla base del primo mandato e rappresenta un viatico per il prosieguo dell'attività amministrativa a Salzano. Abbiamo da risolvere il problema della viabilità al Piopetto, l'incrocio del Piopetto, e l'assessore De Berti ci ha detto che lei ci ha inserito quest'opera nelle opere triennali, quindi è un successo che abbiamo avuto anche lì, e poi la risistemazione della filanda e tutte le piste ciclabili che sono indispensabili nel nostro territorio. Si va delineando il programma dei festeggiamenti per i 90 anni della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si prepara a festeggiare in grande stile i suoi primi 90 anni. Sabato 9 luglio, dopo una giornata di incontri e discussioni ai Giardini, 2 grandi capolavori della prima edizione del 1932 saranno proiettati ad ingresso libero nella sala grande del Palazzo del Cinema. Sarà un primo gustoso antipasto dei festeggiamenti che si terranno con le star su red carpet anche durante la 79esima mostra, dal 31 agosto al 10 settembre al Lido. Ci sarà anche una celebrazione per i 90 anni della mostra, durante la mostra? Ci sarà una celebrazione anche durante la mostra, ne facciamo una già il 9 di luglio, una giornata di incontri, colloqui, discussioni e testimonianze, e poi qualcosa anche durante la mostra, certo. Sabato 9 luglio verranno dunque proiettati 2 grandi capolavori, il documentario Pioggia di Manus Franken e Joris Ivens e la commedia Gli uomini che mascalzoni di Mario Camerini con Vittorio De Sica, entrambi nel programma della prima edizione del 32 nella storica sala grande del Palazzo del Cinema Lido. Barbera poi commenta così il Leone d'Oro alla carriera attribuito per questa edizione a Catherine Deneuve. Catherine non ha bisogno di presentazioni perché è una delle più grandi dive della storia del cinema, è stata l'icona della Nouvelle Vague, ma poi ha lavorato con tutti i più importanti autori del cinema europeo e non solo europeo, l'incarnazione stessa del mito della diva che ha saputo nella sua carriera e continua a farlo
come dire, mediare fra le grandi doti interpretative, è una grandissima attrice di grandissimo talento, la bellezza che lo ha sempre contrassegnato, che è diventata un po' l'icona della bellezza alla francese. Grande spettacolo a Jesolo per l'11ª edizione della mezza maratona al chiaro di luna. Jesolo abbraccia con gioia tutti i suoi campioni e l'emozione è sempre quella della prima volta. In 5.600 atleti hanno partecipato, provenienti da ben 32 nazioni diverse, alla 11ª edizione della Jesolo Moonlight Half Marathon, la mezza maratona al chiaro di luna. 3 i percorsi. La Family Run ha aperto la serata, seguita poi dalle 10 km, quindi il clou della mezza maratona, dominata dal Kenya, ma con il secondo posto di Eyob Faniel, atleta italiano di nascita eritrea, cresciuto nel vivaio di Venice Marathon. Questa è una manifestazione che ogni anno ci dà delle emozioni incredibili. Quest'anno c'era tanta voglia di chi voleva correre, voglia della città di Jesolo di riabbracciare i suoi campioni. L'italiano, secondo classificato, commenta così: un grande ritorno a Jesolo, diciamo che il secondo posto non mi soddisfa tantissimo, però diciamo che mi fa capire che c'è tanto da lavorare, quindi lavoriamo. Tornare a Jesolo è sempre bello perché comunque è casa mia e gli organizzatori sono coloro che mi hanno fatto partire e dalle prime armi mi hanno permesso di fare l'attività a tempo pieno. Onore anche alle donne con il 5° posto assoluto dell'italiana Loretta Bettin. Jesolo a me piace, io vengo da Trento e mi piace sia il mare che le montagne, quindi dai, è dura la mezza di Jesolo. Correre alla sera con questo caldo, umidità è tutta un'altra cosa rispetto che correre a Trento. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Sempre alta pressione africana, condizioni sostanzialmente stabili, salvo in montagna, e caldo afoso. Vediamo il dettaglio di venerdì 17 giugno. Sul Veneto tanto sole, cielo in genere poco nuvoloso. Nelle ore più calde della giornata, possibile formazione di qualche temporale di calore sui rilievi. Non si esclude a seguire anche sulle zone adiacenti e fin verso le pianure. Temperature minime tra 16 e 24 gradi, massime comprese invece tra i 29 e i 33 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato, cielo sereno o velato, senza piogge. Sulla costa l'Abrezza manterrà l'aria un po' più fresca. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 31 e 33 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole, qualche nube alta ma innocua. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 32-34 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.